Benvenuti, oggi è venerdì 14 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 18:05. La luna si leva alle 18:26 e cala alle 6:16. Oggi si celebra Santa Matilde. Il nome Matilde deriva dal germanico e può essere interpretato come potente in battaglia o forte guerriera. Oggi è 14 marzo e una giornata speciale per tutti gli appassionati di scienza. Si tratta della giornata internazionale della matematica. È stato scelto questo giorno perché in molti paesi la data del 14 marzo si può scrivere come 314, che assomiglia a un numero molto famoso, il pi greco. Michele Riondino compie oggi 46 anni. Attore e regista tarantino noto per il ruolo del giovane commissario Montalbano nella fiction Rai. Ha iniziato la sua carriera a teatro e ha poi debuttato in TV con Distretto di Polizia. Ha recitato in numerosi film, tra cui Il giovane favoloso. Nel 2023 ha interpretato Vincenzo Florio nella serie Disney Plus I leoni di Sicilia con Miriam Leone, Ester Pantano e Donatella Finocchiaro. Simone Biles festeggia oggi 28 anni, ginnasta statunitense considerata una delle più grandi di tutti i tempi. Ha vinto 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e una di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ha mostrato grande coraggio ritirandosi dalle gare per motivi di salute mentale. Ha conquistato 27 medaglie mondiali, di cui 21 d'oro, e ha dato il nome a 4 elementi acrobatici. Ha superato le difficoltà della sua infanzia, quando fu affidata ai nonni a causa dei problemi di droga della madre. È stata inserita tra i 10 millennials più influenti al mondo dal Times. Michael Caine celebra 92 anni. Attore e produttore britannico, icona del cinema inglese. Ha recitato in oltre 160 film, spaziando tra ruoli drammatici e comici. Ha vinto 2 Oscar al migliore attore non protagonista per Anna e le sue sorelle e Le regole della Casa del Sidro. Ha lavorato con registi come Woody Allen, Christopher Nolan e Brian De Palma. Tra i suoi film più famosi ci sono Alfie, L'uomo che volle farsi re, Quell'ultimo ponte, The Prestige, Inception e la trilogia del Cavaliere Oscuro. Il 17 marzo 1861 si sarebbe fatta l'Italia unita. 3 giorni prima, il 14 marzo, si fece la sua bandiera e si scelse il tricolore. Già simbolo della Repubblica Cispadana, a Reggio Emilia i colori si ispirarono a quelli della Rivoluzione francese, con l'unica eccezione dell'uso del verde al posto del blu. Il verde non è un caso, è un simbolo della speranza a lungo coltivata di un'Italia unita. Ma vi siete mai chiesti se le stelle che guardiamo in cielo rimangono sempre nella stessa posizione? Nel corso della giornata la Terra compie una rotazione attorno a se stessa, quindi se potessimo osservare le stelle anche di giorno, queste descriverebbero in cielo una traiettoria circolare, come quelle che appaiono nelle fotografie a lunga esposizione. Ma come sappiamo, la Terra orbita attorno al Sole, perciò ogni notte l'aspetto del cielo cambia lentamente. Se si osserva il cielo alla stessa ora precisa, da un giorno all'altro, le stelle si saranno spostate di circa 1 grado. Buon venerdì ai 12 ed ecco che nel cielo si forma una luna piena in Vergine. Cosa significherà per tutto il resto dello zodiaco? Scopriamolo un po'. Ariete, per voi la luna è una luna che vi ricorda che nelle piccole cose del quotidiano dovrete prestare un po' più attenzione. Siete molto attaccati alla vostra vita, alla vostra routine, ma le stelle hanno in mente dei piani più grandi, voi lo sapete, e quindi dovete fare pace con le nuove prospettive. Toro, stupenda questa luna di trigono piena, è amica vostra assolutamente, ruota proprio
nella dimensione dell'amore, quindi una rinascita affettiva per voi che godrete di nuovo di una grande piacevolezza affettiva. Gemelli, una giornata oggi molto interessante, la luna è in quadratura ed è in quarta casa, per cui molti di voi potrebbero decidere se iniziare un nuovo lavoro, traslocare, cambiare ufficio, cambiare qualcosa, insomma, nella logistica della vostra vita. Cancro, la luna piena di oggi è splendida, è vostra amica e si connette peraltro con un bel sestile a Marte che ruota nei vostri gradi, piena potenza quindi alla luna che finalmente riprende a comunicare in maniera serena ed affettiva. Leone, una luna oggi che vede tutta una serie di importanti rivelazioni sul piano pratico, la visione delle cose è chiara e illumina proprio la situazione, una situazione che a volte è stato difficile razionalizzare proprio perché essendo piena è opposta al Sole e a Saturno, che di razionalità ne ha tanta, ma che a volte non si sposa con la vostra grande volitività. Vergine, protagonisti della giornata oggi con una luna piena che si forma nei vostri gradi, che si connette a Marte e che vi dà tanta energia. Marte farà anche da punto di talete con l'opposizione Sole-Saturno. Oggi è una splendida giornata che vi rincuora e che vi dà finalmente la chiarezza delle prospettive future. Bilancia, giornata oggi molto ma molto emotiva, come se tutta una serie di ansie e di paure si assommassero per darvi una prospettiva in cui vi chiederete: e se le cose vanno così? Cari Bilancia, oggi la luna sarà rivelatoria invece di quanto siete solidi e di quanto nel tempo avete ben lavorato e vi darà una lieta notizia. Scorpione, giornata oggi molto bella con questa splendida luna piena amica in Vergine, anche Marte potenziato da lei regge il gioco all'amore e alle passioni. Tutto torna anche al lavoro, anche nei conti. Oggi non vi potrete proprio lamentare perché questa pienezza della luna è ottima per andare a festeggiare con gli amici. Sagittario, giornata oggi molto intensa, Luna, Sole e Saturno vi danno una scadenza e questa pienezza vi aiuterà ad accettarla con molta serenità, una scadenza dei tempi per realizzare i vostri sogni, desideri, il lavoro e soprattutto per inserirvi ad un nuovo livello, a un nuovo regime delle vostre sfide professionali. Capricorno, oggi la splendida luna piena è a voi di Trigono e in più siete in ottimi rapporti con Saturno e Sole. Cosa volere di più? Tutto si è aggiustato anche in ambito sentimentale e adesso non dovrete fare altro che vivere la vostra passione. Acquario, è una luna che rischierà molto l'idea di relazione e soprattutto la maniera in cui vi volete collocare rispetto all'amore. È una persona che piano piano si è guadagnata la vostra stima e il vostro rispetto. Pesci, giornata oggi molto importante, la luna è opposta e si fa piena in Vergine. Sole e Saturno sono dalla vostra parte, in pratica la illuminate voi e la vostra chiarezza servirà proprio per farvi capire che gli obiettivi da raggiungere sono semplicemente un po' di serenità. Dopo tanta fatica e tanti lavori, ora vorrete godervi i sentimenti e un po' di pace. Il 14 marzo del 2018 World Happiness Report pubblica una singolare graduatoria dei 56 paesi più felici al mondo. Al primo posto colloca la Finlandia, seguita da Norvegia e Danimarca, all'ultimo il Burundi. L'Italia viene classificata al 47° posto, preceduta dalla Thailandia e seguita dall'Ecuador. Oggi vi spieghiamo un altro modo di dire, trovarsi tra Scilla e Cariddi. Si usa per descrivere una situazione in cui si è minacciati da due gravi pericoli e non si sa come uscirne. Scilla e Cariddi sono due mostri marini che, secondo la mitologia greca, si trovavano nello stretto di Messina, tra la Sicilia e la Calabria. Quindi chi navigava in quelle acque doveva scegliere tra due rischi mortali. Una variante di questo modo di dire è trovarsi tra l'incudine e il martello, che significa la stessa cosa.
Lui e la scienza sono un tutt'uno, tant'è che definire qualcuno Einstein vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico. Albert Einstein, il genio della fisica che ha scoperto la relatività, ha attraversato il secolo più turbolento della storia, ha messo in discussione le basi della scienza, dimostrando che il tempo e lo spazio non sono costanti, ma dipendono dal movimento e dalla gravità. Ha insegnato a non fermarsi alla realtà osservabile, ma a immaginare nuove verità. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chiedere può essere la vergogna di un minuto, non chiedere può essere il rimpianto di una vita. Affrontiamo con coraggio e tanta curiosità questo nuovo weekend che è alle porte, scoprendo posti nuovi della nostra meravigliosa Sicilia e ricaricando le batterie per una nuova settimana. Vi aspetto domani, buona giornata dalla vostra Martina.